Si è svolto presso l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento un incontro sul tema obbligatorietà della metodologia BIM negli appalti pubblici ed esattamente come introdurlo nelle pubbliche amministrazioni e le nuove competenze degli appaltatori. Diversi e qualificati gli interventi avvenuti anche in videoconferenza e di presenza. L'iniziativa è stata condotta dal presidente dell'Ordine degli Architetti, ingegnere Achille Furioso. Sì, è un importante evento con cui l'Ordine di Agrigento e il Consiglio ha voluto intanto formare i colleghi per gli obblighi appunto formativi su un tema molto importante, molto attuale, ma la novità è che ha voluto anche informare gli enti locali perché hanno dato il patrocinio non solo alla consulta degli ingegneri, hanno dato il patrocinio anche i comuni, quindi i costruttori, quindi erano presenti tra i relatori i sindaci con Ali, l'ANCE con Carmelo Salamone, c'era la presenza prevista del direttore Lizio del Dipartimento Regionale Tecnico e l'evento è stato co-organizzato con One Team, che è una società che proprio gestisce questo tipo di metodologia. È una metodologia che rivoluziona il modo di gestire le opere pubbliche e gli appalti, obbliga tutti i soggetti protagonisti di questo tipo di attività a dotarsi di sistemi nuovi, una rivoluzione proprio nella gestione degli appalti pubblici. Dal 2023 chi non avrà questo tipo di metodologia e non saprà soprattutto utilizzarla correttamente, quindi formando anche i propri dipendenti sia nei comuni che nelle province che nella regione, se non si è dotati di adeguata strumentazione e di personale in grado di saperlo utilizzare, per importi oltre i 5 milioni di euro non si potrà più fare nulla. Questo ovviamente comporterebbe il rischio di perdere opportunità di finanziamento di fondi, ovviamente significherebbe bloccare l'attività e si creerebbe un danno ovviamente irreparabile per il nostro territorio, che già è abbastanza, diciamo, disagiato per tanti motivi. Quindi ecco che l'Ordine di Agrigento ha voluto sensibilizzare il territorio su un tema assolutamente importante, attuale e non più rinviabile. Ecco, quali osservazioni sono arrivate dalla platea? Le osservazioni sono arrivate è che effettivamente i comuni non tutti, diciamo, avevano preso consapevolezza di questa urgenza e che spesso si confondeva la metodologia BIM con un software, si pensava che fosse come l'AutoCAD o come altri software di questo genere, ma è proprio cambia completamente il modo di progettare, di fare la direzione dei lavori e di gestire, impatta in maniera assolutamente, diciamo, unica e rivoluzionaria sia nel mondo delle imprese, sia nel mondo dei progettisti, sia nel mondo appunto, diciamo, di gestire tutte le opere, che non solo riguarderà ovviamente le opere pubbliche come attualmente dice la norma, ma evidentemente consigliamo a tutti i professionisti, anche quelli che si occupano prevalentemente di opere private, di cominciare ad adeguarsi a questo tipo di gestione delle opere, perché è proprio un sistema che rende dati disponibili indefinitamente e nella loro completezza. Innanzitutto la società One Team proprio vuole accompagnare questa società in ambito pubblico a implementare il BIM proprio per gli obblighi che ormai sono diventati cogenti. Ringraziamo il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri insieme ai vicepresidenti che ci hanno aiutato nell'organizzazione, perché rappresentano il Comitato BIM. Aiutiamo anche l'Ingegner Danna come moderatore dell'evento, che ci ha aiutato a spingere ancora di più a informare la pubblica amministrazione dell'esigenza nell'implementazione del digitale. Non possiamo più ritardare, abbiamo una scadenza alla quale siamo disposti e obbligati ormai ad adempiere. Cercheremo noi come società insieme all'Ordine di dare la maggior formazione a tutti coloro che saranno disponibili ad ascoltarci.